Rieccoci in onda dopo la rassegna stampa. Come al solito apriamo il nostro spazio dedicato ai vostri commenti, alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, al dibattito che quest'oggi potrebbe vertere su tante cose, ma verterà su quello che deciderete voi. Niente temino come ieri, anche se potremo continuare il simpatico gioco degli aggettivi. Però gli aggettivi si sintetizzano, per cui l'invito che faccio anche a voi: sintetizzate al massimo i vostri messaggi e i vostri interventi. Vi ricordo i numeri per intervenire in diretta: lo 02 66 20 35 29, sms al 346 64 27 756. Vito Crimi resisti, scrive il nostro amico pompiere tramite sms. La melma piddin forzista e qualche leghista, Basini eccetera, vuole foraggiare ancora Radio Radicale. Resisti, il pane è del popolo. Poi sentiremo però Maurizio Bolognetti, come vi dicevo prima, segretario dei Radicali Lucani, giornalista di Radio Radicale. Ma mi sai dire se Napolitano ha firmato la legge sulla legittima difesa? Questa è una domanda che non so, alla quale non so rispondere. Radio Radicale è un doppione della RAI, scrive un altro ascoltatore, di parte faziosa. Ricordiamoci dell'intervista a Oliviero Toscani, che parla di Salvini che sembra uno stupratore sulla copertina del Time. Il conduttore dice che Salvini assomiglia ad Arancia Meccanica. La procedura di infrazione per discriminazione dovrebbe essere rivolta all'Europa. Qui la notizia di Roma e del Lazio che discrimina i Rom, secondo la Corte europea. L'Europa che ha discriminato gli europei creando diritto di asilo, protezione sussidiaria più ampia della Convenzione di Ginevra, scrive un altro ascoltatore. Poi stamattina c'era Alessandro Morelli, il nostro condirettore, in TV, Forza Morelli, scrive un nostro ascoltatore. E poi i democratici hanno mosso tutte le loro armi, giornali, procure, centri sociali, finanza, contro il popolo non ce la faranno. Sempre via WhatsApp invece, mi ricordo il numero 346 64 27 756. Le parole di Angela Merkel sulla Stampa. Traspare l'intervista che abbiamo citato prima sul quotidiano torinese. Alessandro da Brescia la commenta così: traspare quello che realmente pensa, la mia Europa saprà difendersi da Salvini, dice Angela Merkel, pensa che sia di sua proprietà, perché non si parlava di PPE, cioè di Partito Popolare Europeo. Piero che mi scrive: secondo me nella rassegna stampa dai troppo spazio ai giornali anti-Lega. No, io do spazio a tutti i giornali perché la rassegna stampa è fatta per conoscere quello che scrivono i giornali, non è fatta per dire quali giornali piacciono a me o a qualcun altro. Cerco di dare uno sguardo complessivo a quello che scrivono i giornali in modo che poi ognuno si faccia la propria idea. Comunque grazie Piero per questa osservazione. Pino scrive: buongiorno, Alain Delon è stato un grande attore e merita il premio alla carriera, ma stiamo andando tutti fuori di testa. Cosa c'entra il fatto che sia maschilista o altro? Va giudicata la sua professionalità e il carisma come attore. Se dovessimo utilizzare questi criteri non ci sarebbero più candidati da premiare. E poi attualmente il maschilismo è considerato un disvalore. Può anche darsi che in determinate epoche della società futura sia considerato un valore. Allora qual è il valore e il disvalore? Chi lo decide? Quale supremo tribunale etico decide qual è il valore e il disvalore? E in ogni caso, se io do il premio alla carriera a Alain Delon come attore, non credo che mi debba interessare cosa pensi politicamente o chi frequenta fuori dalla scena, no? Si dà il premio alla carriera a un attore che ha interpretato film. Comunque, è perfino ridicolo dirlo, cioè perfino umiliante dover fare queste considerazioni, come per esempio per la storia del Salone del Libro di Torino, no? Cosa mi importa se l'editore dice di avere un'opinione politica? In primo luogo non è stato condannato, in secondo luogo presenta un libro e il Salone del Libro li deve presentare tutti. C'erano Curcio, i brigatisti rossi che presentavano i libri, ci può essere anche un editore che dice che il fascismo è stata una roba buona. Non è stato condannato perché in Italia, lo ricordo, esiste l'articolo 21 della Costituzione che garantisce a tutti la libertà di pensiero. Esiste anche il divieto di ricostituzione del partito fascista. La magistratura accerta in quali casi qualcuno o più persone stiano ricostituendo un partito fascista. La legge Scelba è stata poi emendata dalla Corte Costituzionale in questa direzione per garantire la libertà di pensiero, ferma restando la proibizione della ricostituzione di partiti fascisti, e questo lo accerta la magistratura, non la regione Piemonte o il comune di Torino, impedendo a qualcuno di addirittura di essere presente in uno stand che aveva già pagato. Cioè,
Siamo al ridicolo. Tutti addosso a Salvini, Clara da Sondrio, gli avversari e gli alleati, visto che lui è il più votato, ci stanno provando con qualsiasi mezzo a sputtanarlo. In primis col caso Siri, poi con indagini e accuse di vario tipo, il Salone del Libro di Torino, le scritte sugli striscioni. Ieri ho letto i voli di Stato per i suoi comizi su Repubblica, oltre che insulti molto pesanti. Mi auguro che i cittadini, che sono più intelligenti di questi sciacalli, il giorno 26 sappiano su quale simbolo fare quella piccola, tanto importante crocetta, scrive Clara da Sondrio. Mentre Arturo osserva: coi 5 Stelle siamo finiti in una palude, ho seri dubbi che riusciamo ad uscirne. Autonomia, flat tax, sblocca cantieri, investimenti, sicurezza non ce la faranno fare e perderemo un sacco di voti. Dobbiamo staccare la spina subito dopo le elezioni, o altrimenti quando prevedeva Giorgetti purtroppo accadrà. Via via via, scrive questo nostro ascoltatore. Poi c'è un messaggio di 3 minuti e 51, io non lo mando perché 3 minuti e 51 è un comizio e quindi non è possibile, non lo mando per principio. Poi magari è Arthur Schopenhauer redivivo che parla, è una perdita colossale dal punto di vista culturale, però mi spiace, a prescindere, anche se l'anima di Nietzsche o di Schopenhauer o di Karl Marx che rivivono attraverso questo messaggio, purtroppamente non lo mando in onda, troppo lungo, fate messaggi brevi perché se no potete essere la reincarnazione di Karl Marx, ma in onda non andate. Pronto? Sì, pronto Giulio, sono Walter, buongiorno. Buongiorno Walter. È bello sentire un mucchio di politologi, fa piacere. Allora, a chi ti riferisci? A tutte le persone che scrivono, sono tutti abbastanza... no, vabbè, se uno scrive già sentenzia in qualche modo, più è breve, più è sentenzioso, diciamo, quindi è un gatto. È vero. Io invoco la brevità, ma la brevità porta a sentenziosità, quindi è un gatto che si morde la coda, un cane. Sono stato breve, ho scritto Salvini la rana e Di Maio lo scorpione. Un'altra cosa volevo dire, allora la Lega è il partito con la maggiore anzianità, cioè il partito che è più anziano di tutti in Parlamento. Quindi noi abbiamo dei politici, lo sottolineo, che devono sostenere questa situazione. È vero che abbiamo il 17 contro il 30% dell'alleato, però la capacità politica dei nostri uomini che c'è, perché Garavaglia, Galli, ce ne sono una montagna di uomini della Lega che sono preparatissimi e bravissimi. Se hanno queste difficoltà nel rapporto con il Movimento 5 Stelle, una ragione ci deve essere. Quindi io confido nella capacità politica dei nostri, noi non dobbiamo dare suggerimenti, loro hanno la capacità perché sono le persone che sono in Parlamento da più tempo rispetto agli altri. Cioè il Movimento 5 Stelle, Toninelli, fino all'anno scorso o 2 anni fa, non so cosa facesse. Dario Galli so cosa ha fatto nella sua vita. Garavaglia so cosa ha fatto nella sua vita. Quindi se c'è questa difficoltà da parte di così tanta esperienza nell'imporre il proprio pensiero e le proprie scelte, un motivo ci deve essere. Ecco, dobbiamo capire qual è questo motivo, che oltre alla differenza di percentuali. Bene, grazie anche a te. Abbiamo un'altra telefonata, abbiamo poi ancora dei messaggi dei quali dare conto, da leggere, e poi tra poco, perché sono già le 10, stamattina scivola velocissima, abbiamo con noi per un flash Maurizio Bolognetti, che a voi farà molto piacere, ad alcuni, pochi, molto dispiacere a molti altri, la maggioranza, presumo, perché siete maggioritariamente contro i contributi a Radio Radicale, questo si è capito. Però noi ospitiamo Maurizio Bolognetti in primo luogo, io lo faccio, lo dico apertamente, perché stimo la sua opera di giornalista e anche di politico, perché ci ha messo non solo la faccia ma il corpo. Poi uno potrà giudicare in tutti i modi, ma sulla serietà della sua azione politica non ci sono dubbi, sulla serietà della sua azione giornalistica nemmeno, perché facendo reportage sul petrolio in Basilicata si è visto le pistole dei carabinieri in faccia, e non è un'enfatizzazione, è la realtà. Le pistole dei carabinieri in faccia è un episodio che non è piaciuto a molti raccontare, però è così. E comunque la sua storia e i suoi libri raccontano di un impegno assolutamente limpido, che va onorato anche semplicemente soltanto per questo, a prescindere dal fatto che si sia d'accordo o meno su altre posizioni politiche. Intanto però c'è una telefonata, la passiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno signor Giulio. Buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa, che siccome adesso sono tutti contro Salvini e mi sembra di aver sentito lì anche nella lettura dei giornali che anche il nord-est incomincia
ad avere a sentire qualche scricchiolio. Questo non è bello per il semplice fatto che siccome i 5 Stelle hanno tutti un programma, cioè lì non fare la TAP, perché se dicono siamo d'accordo, a parte che non lo sono, ma comunque fossero anche d'accordo non lo possono dire prima del 26 perché altrimenti perderebbero voti. Lì come si chiama, la flat tax, anche lì non possono dire così perché altrimenti perderebbero voti. Bene. Però loro vogliono che Salvini sia d'accordo sul loro programma e perciò apriamo cioè chi non è d'accordo con questa operazione di Salvini, ma cerchi di capire che questi dei 5 Stelle, specialmente su WhatsApp, a me l'ha detto una militante signora, dobbiamo stringere. Sì, della Padania, mi ha detto che gli insulti, insomma, ne dicono di tutti i colori. Loro hanno un programma per delegittimare Salvini, perciò attenzione, apriamo gli occhi e cerchiamo di stringere il naso e andiamo avanti. Grazie signora, grazie signora. Sintesi amici, sintesi, laurea sintesi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. 16 maggio 2019, Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista di Radio Radicale, autore dei libri Buchi per terra, Le mani nel petrolio, La peste italiana, il caso Basilicata. E, come dicevo poco fa, prima di collegarci con lui, uno che per fare il suo lavoro si è visto anche e non solo, tanti altri sono gli episodi, le pistole in faccia, le pistole da parte delle istituzioni però, non dei malavitosi. Buongiorno Maurizio, 78esimo giorno di sciopero della fame e io leggo sulla tua pagina Facebook che dalla mezzanotte fino allo scadere della convenzione il 21 maggio passi dallo sciopero al digiuno. Hai detto bene Giulio, intanto buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania e grazie per questo prezioso invito. E ho rinunciato alla sete, questa mattina l'ho dichiarato anche attraverso le frequenze di Radio Radicale, per onorare e corrispondere anche alle parole, credo importanti, pronunciate dal ministro Salvini e all'emendamento depositato da Capitanio. Bene, assolutamente bene, esattamente allora, la direzione auspicata. Ne parliamo, intanto io voglio farti sentire appunto un paio di contributi audio e poi parliamo anche dell'emendamento che proroga per 6 mesi la convenzione. Il primo è Vito Crimi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, che ha parlato in questo modo di Radio Radicale. La posizione è molto chiara, l'abbiamo detto già anche in passato, è intenzione di questo governo, mia e del Mister, abbiamo seguito il dossier, non rinnovare la convenzione con Radio Radicale, quindi
vorrei che i termini siano corretti. Non rinnovare la convenzione per svolgere un servizio che attualmente Radio Radicale ha svolto da 25 anni senza alcun tipo di valutazione intesa come un affidamento tramite una gara, una valutazione dell'effettivo valore di quel servizio. Quindi sono questi i termini della questione, non ce ne sono altri. Nessuno ce l'ha con Radio Radicale o ha un qualche tipo di atteggiamento in cui vuole la chiusura come si vuol descrivere. Punto. E sta nella libertà di un governo, così come le leggi prevedono che si può. La legge dice il MISE può, nei limiti di certe risorse, effettuare una convenzione, ed è stata rinnovata, a mio avviso, a nostro avviso, per 25 anni senza come le concessioni, perché quando parliamo di concessioni voi sapete che si apre sempre e tutti a lamentarsi: come fai a rinnovare le concessioni per 30 anni senza avere fatto alcun tipo di valutazione? Vi dico, è stata rinnovata per 25 anni. Così Vito Crimi, così invece Matteo Salvini, sentiamo pure lui. Il governo ha fatto spingere il segnale digitale di Radio Padania, come la prese? Non ne faccio questioni personali, io sono da giornalista di mestiere in aspettativa non retribuita, provo a difendere la libertà di parola di tutti, ad esempio anche di Radio Radicale, che ha accumulato un patrimonio di archivio, di esperienza, di confronto. Secondo me è un peccato cancellare con un tratto di penna. Ci sono spazi di recupero economico, ad esempio nella televisione pubblica, penso ai mega stipendi RAI, con cui si pagano la metà delle radio private italiane, e quindi su questo saremo inflessibili. C'è già una proposta di legge della Lega, peraltro, sul riordino di tutto quello che è la spesa della televisione pubblica, e di radio ne ha altri 50, quei risparmi che prendi. Intanto, per concludere il quadro, è stato depositato in commissione alla Camera un emendamento al decreto crescita, prima firma quella del capogruppo della Lega in commissione di vigilanza RAI Massimiliano Capitanio, dove si propone di investire 3,5 milioni di euro per permettere a Radio Radicale di proseguire le trasmissioni in convenzione fino alla fine dell'anno, 6 mesi. Soltanto poche ore prima, infatti, il sottosegretario Crimi, come abbiamo sentito, aveva detto no all'ipotesi di rinnovare la convenzione. L'abbiamo sentito prima parlare. Allora, questo è il quadro, Maurizio. Le tue valutazioni, secche. Intanto le valutazioni, insomma, a me sembra che ci sia stato un documento, scarichiamolo dal sito dell'Agcom, indirizzato al governo, che sia un documento abbastanza chiaro, sta per configurarsi intanto, se non dovesse cambiare qualcosa, come in realtà ci auguriamo e auspichiamo, una interruzione di pubblico servizio, e questo è un primo dato di fatto. E quindi un'interruzione di pubblico servizio che appunto si traduce nell'impossibilità, per esempio, come avviene da 43 anni, di un flusso ininterrotto, credo, di conoscenza che ha onorato un diritto umano, che è il diritto a poter conoscere per deliberare, che ha viaggiato alle frequenze di Radio Radicale, prima senza convenzione per 20 anni, poi in convenzione. Dopodiché siamo stati sempre noi stessi a chiedere che si facesse finalmente una benedetta gara, e invece siamo andati in regime di prorogatio, correggimi se sbaglio, come Gasperi si dice, di proroga. Però intanto c'è da evitare l'interruzione di pubblico servizio. Intanto credo poi, insomma, che il servizio offerto, insomma, è sotto gli occhi di tutti, e nelle parole, credo, che onorano un dato di verità del ministro Salvini, che tu hai letto. Ripeto, io difendo la libertà di parola di tutti, anche di Radio Radicale, e credo abbia aggiunto un peccato cancellare con un tratto di penna. È un peccato, sì, per il tipo di servizio offerto, in quella, tra l'altro, credo, dando sempre spazio a tutti, perché è quello che dobbiamo onorare, quello che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno tutti collettivamente, anche il sottosegretario Crimi, che spero prima o poi riusciremo a convincere
che sta per vincere assieme, perché questa non è una partita, questo non è un braccio di ferro. Se Radio Padania, per quanto mi riguarda, potrà continuare a trasmettere su tutto il territorio nazionale, benissimo. Aggiungo che se in edicola potremo continuare a trovare tanti piccoli giornaletti, ma è meglio, non è peggio. L'informazione non è una merce, la conoscenza non è una merce, il diritto alla conoscenza non è una merce, è ciò che dà forza, sostanza, contenuto alla parola democrazia. E le parole, verrebbe da aggiungere Giulio, non sono solo parole, e non è che voglio citare Nanni Moretti, ma perché le parole poi si traducono in idee, e le idee, quando vengono calate nella nostra società, nelle nostre vite, fanno la cifra delle nostre vite, fanno la cifra del mondo in cui viviamo, delle società in cui viviamo, e magari ci sono parole, idee che possono creare tragedie immani, e ci sono magari parole invece di vita, di futuri altri, di quello che c'è. Ecco, nelle parole del ministro Salvini io credo che ci sia questo, il comprendere perfettamente i termini della questione, e nell'agire di Capitanio credo ci sia questo. Dopodiché mi terrò alla larga, almeno non mi va, perché non mi va di fare polemiche, però dico che c'è vita, c'è riflessione, c'è un dibattito comune e collettivo che stiamo nutrendo anche in questo momento, c'è comunione, per quello che significa per me comunione, e lo sciopero della fame non sarà sete per onorare una serie di cose che sono accadute, continuerà per onorare anche le parole del ministro Salvini e la decisione del capogruppo della Lega in vigilanza. C'è un dibattito in corso, ci sono comuni che discutono, ci sono regioni che discutono, c'è un intergruppo parlamentare, c'è una ricchezza che è ciò di cui abbiamo bisogno. Io credo che, al di là di qualsiasi altra considerazione, possiamo riuscire a fare assieme un importante passo per onorare un diritto umano, e che assieme possiamo diventare attivatori di democrazia, e che assieme possiamo fare più luce, possiamo avere meno silenzi, possiamo avere più dibattito. Alla fine io dico che possiamo avere più vita. E proponiamoci una bella joint venture più massiccia tra la nostra e la vostra radio. Cosa dici? Ma per me, guarda, sono assolutamente se faccio questa proposta favorevole. Noi abbiamo una dimensione diversa, come tu ben sai, organizzazioni diverse, numeri diversi, estensione diversa, tutto diverso. Siamo molto più piccoli, molto più piccoli. Assolutamente, però io dico che, e non lo dico per piaggeria, che non a caso questa trasmissione si chiama Onda Libera, quella che discuti tu. Io posso essere buon testimone che i microfoni di questa radio e della tua trasmissione ho potuto trattare temi che altrove non ho potuto trattare. Ovviamente non parlo di Radio Radicale, ma sicuramente qui li ho potuti trattare. Non erano temi facili da trattare, erano magari temi scomodi. Ecco, noi abbiamo uno slogan come Radio Radicale: dentro ma fuori dal palazzo. Dentro perché abbiamo fatto questa operazione di avvicinare gli eletti agli elettori, che credo sia preziosa, ma fuori anche perché è un microfono aperto nelle strade, nelle piazze. Ecco, a proposito, assieme credo ci siamo occupati di una vicenda qualche tempo fa, di un paese dove c'è una raffineria. Abbiamo fatto lo stesso lavoro, io non fisicamente ma da lontano. San Nazzaro dei Burgundi, sì. Esatto, vabbè, insomma, se no poi andiamo a finire anche a delle polemiche, lasciamo stare, tu le ricorderai. Scusami, mi sono fermato perché tu sei tu sei un attivatore di neuroni e ti provochi, e quindi io quando parlo con te, a parte che la prima volta che ci siamo visti, vabbè, possiamo andare sul personale, che non è personale, è altro. Poi ci sono delle volte che incontri qualcuno e dici: ma
Mi sembra di averlo conosciuto da sempre. È capitato così, è vero, ed è lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo, e di sensazione che abbiamo avuto lavorando insieme, tra l'altro. Per cui tu sai del mio apprezzamento e della mia stima per la tua opera politica e anche giornalistica, perché unisci le due cose per me in maniera estremamente chiara, limpida, con un'azione che a prescindere, ripeto, ma a prescindere proprio da tutti i contenuti più come dire soggetti a valutazione, io apprezzo in toto, perché la tua è un'opera assolutamente... Il bello poi è poter discutere, Ma no? certamente, infatti, e se facciamo questo mestiere è perché ci piace discutere e porre temi di discussione. Per cui io anche scomodi, anche magari Senti, con delle analisi scomode, adesso, tu lo fai spesso. Scusa la domanda proprio stupida a questo punto, perché dopo tanti elogi devo fare una domanda da cretino. Dai, ma secondo te fammi male. Una domanda da cretino te la devo fare, ma come va a finire questa tua battaglia, secondo te? Oddio. No, questa è una domanda proprio da stronzo, diciamo, più che da cretino. No, è una bella domanda, io veramente te ne sono grato. Guarda, stiamo andando avanti da 78 giorni con lo sciopero della fame, con anche degli intermezzi, perché fare lo sciopero della fame tu non fai lo sciopero della fame perché sei contro qualcuno, perché altrimenti quello sarebbe la negazione della non violenza, e non fai nemmeno lo sciopero della fame perché vuoi ricattare. E dove ci sarebbe il ricatto? Sarebbe ricatto se noi non stessimo difendendo un diritto, come hanno ben compreso i nostri amici della Lega, che hanno fatto le dichiarazioni che hanno fatto e hanno agito nella direzione che hanno agito. Non è un ricatto, stiamo difendendo, credo, un diritto, e quindi c'è non violenza in questo, ma in questo dialogo, in questa forma di lotta di chi non vuole ricorrere alle armi perché non ci crede, perché c'è il tentativo, appunto, il dialogo di dare forza al proprio interlocutore, esprimendo l'auspicio che il proprio interlocutore, che non è il nemico da battere, che non è quello da cancellare, che non è quello da cassare con un tratto di penna, sappia farsi forte di questa forza che tu gli trasferisci, perché poi farsi forti è prova di forza. Queste dichiarazioni sono una prova di forza e di intelligenza, di andare nella direzione. Maurizio, è questo, insomma. Come va a finire? Io spero, Giulio, di poter interrompere, volendo però ancora accompagnare questo percorso, anche stasera ti dico, ma se ci saranno le condizioni, e di poterti invitare ufficialmente, ma quello già l'ho fatto in più occasioni. Guarda che in Basilicata si mangia bene. Io sono uno a cui piace mangiare, toglietevelo dalla testa che a me non piace. Sei arrivato mangiare. a 53,7 kg. Ma insomma, ho perso un po' di peso, i miei medici mi stanno suggerendo di sospendere. Io non sono un autolesionista, non aspiro al martirio, semplicemente sarò un pazzo malinconico salveminiano. Sarò uno che pensa che quando in un passato magari signori che hanno dato corpo a un dato di resistenza, che però fanno parte di una cultura minoritaria in un paese in cui poi quando si parla di liberazione magari non ci si interroga anche su certi aspetti, però ci sono dei signori magari si sono fatti 13 anni di galera e meno male che non hanno mollato, ma volevano andarci in galera, ma non penso proprio. E quelli lì che hanno noleggiato di giustizia e libertà, c'è questa storia fantastica, e poi spero di non aver abusato del tuo tempo e della tua pazienza e della pazienza degli altri. No, ci mancherebbe. Ma quanto noleggia Rosselli un Farman? Il Farman parte dalla Svizzera, lo affida a Bassanesi a Dolci, sulla tua città, sulla nostra Milano. Il Farman di Bassanesi sorvola Milano e che cosa fanno? Bombardano Milano di volantini, insorgere, resistere. Ma quella storia di resistenza lì, perché questo è un dato interessante, è una storia di minoranza, è la storia degli iscritti all'esilio dei fratelli Rosselli, poco nota rispetto ad altre storie magari di resistenza, perché resistenza cos'è? È un anelito di libertà, di democrazia, di lotta ai totalitarismi, almeno questo è per me. Ma
Però poi è curioso magari notare che alcuni di coloro che lottarono per questo qualche anno dopo, ma scusami queste riflessioni forse un po' in libertà, qualche anno dopo Maurizio, applaudivano i carri armati sovietici a Praga e in Ungheria. Appunto, Maurizio, ti chiedo una cortesia perché il tempo è tiranno, come si suol dire, ma in questo caso lo è davvero, sono le 10:19. 10:19. No, allora, 2 telefonate, poi ho Giusy che io ho ricevuto un WhatsApp prima audio di 3 minuti e 51. Allora, un po' scherzando, ho detto no, 3 minuti e 51, io se anche fosse l'anima di Marx o di Nietzsche che rivive, no, non lo trasmetto per principio. E invece Giusy ha aggiunto: adesso capisco perché il direttore dà tanto spazio ai radicali, stessa idea di democrazia, messa tra virgolette, democrazia. Do voce soltanto a chi mi fa comodo, appunto siamo in democrazia. Troppo lungo, scrive Giusy, perché mi esprimo su Radio Radicale. No, non l'avevo sentito, giuro, non l'avevo sentito in anticipo, quindi adesso io per picca lo trasmetto alla fine, tutto, 3 minuti e 51. 3 minuti e 51 li trasmetto tutti alla fine. Anzi, se vuoi stare con me fino alla fine, Maurizio, ce lo sentiamo. Volentierissimo. Ce lo sentiamo insieme a 2 telefonate che sono già arrivate. C'è un altro che dice: mandatelo a fanculo sto radicale del cazzo, scrive un altro. Io non censuro nulla, per principio. No, grazie, ma io dico grazie. No, io non censuro niente perché non mi spaventano le parole, non mi interessano. Bene, noi siamo stati Radio Parolaccio, lo ricorderai. Appunto, come c'ho ancora le cassette, io ho registrate, sai, le audiocassette, perché mi ero registrato un sacco di roba, compresa quella. Allora c'è Jenny che scrive: ogni volta che sento Cainarca, intellettuale fighettino, mi viene voglia di votare altro. Guarda che io non sono candidato, non sono mai stato candidato, non c'ho neanche la tessera della Lega, tra l'altro. Perché avendo deciso di fare un mestiere non ne faccio un altro. Se faccio il giornalista non faccio il militante, giusto? È diverso, ma questo è un modo di ragionare mio. Peraltro sono 22 anni che sono qui e come la penso lo sapete benissimo, quindi non sono né un fighettino né niente, perché per fortuna non sono nato in ambienti fighettini, ho sempre lavorato. Ubaldo, mi chiedo se il Partito Radicale e la radio hanno ancora ragione di esistere. Quali sono state le capacità politiche e sociali a beneficio del popolo italiano espletate? Che io sappia solo confusione e intralci ai partiti che lavoravano realmente per gli italiani. Cainarca, no grazie, un giornalista che legge gli articoli di altri e non ne scrive non può definirsi tale. Scrive Paolo da Milano. Radio Radicale è la radio di Soros. Hai capito? No, veramente. Ascolta, veramente proprio Maurizio, questo direi io. Maurizio, 2 telefonate e poi abbiamo 3 minuti e 51 di Giusy che io voglio assolutamente sentire a questo punto, perché mi ha accusato di censura preventiva, perché io giuro non posso, essendo in diretta, ascoltare gli messaggi, no, in anticipo, perché se sono in conduzione in diretta non ho il tempo per ascoltarli in anticipo. Avendo visto 3 minuti e 51 ho detto la Madonna, no, troppo lungo, però dopo lo sentiamo a questo punto. 2 telefonate, pronto? È bello suscitare un po' di vivacità. Pronto? Sì, sono Gianfranco da Torino. Buongiorno, dica. Volevo parlare, se è possibile, sì, di cosa dice Salvini sullo sforamento del 3%. Guardi, purtroppo adesso devo dire la verità, no, non per censura, ma perché siamo su un altro argomento con pochissimi minuti. Ho capito. No, ci risentiamo domani con molto molto piacere. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Cainarca, Giuseppe. Buongiorno. Volevo parlare di questa contraddizione, cioè la signora che dice che tu sei fazioso, io vorrei parlare della democrazia. Allora, se noi siamo un paese democratico, la TV di Stato, cioè la RAI, pagata da tutti, destra, sinistra, centro, c'è un piccolo problema che tutte le trasmissioni giornalistiche, la stampa, tutte le impostazioni della notizia vengono fatte in maniera sinistra. Allora, io sono per la TV pubblica, però se io devo contribuire, io sono di destra e devo contribuire a pagare una radio come quella radicale, che mi fa piacere quando si collega col Parlamento, perché sei obbligato ad ascoltare destra, centro e sinistra, tutti. Sì. Ma poi il 90% promuove giornalisti e tutto quanto di sinistra. Questo non è democrazia. Allora facciamo così, diamo 10 milioni di euro a Radio Radicale che promuove una linea di sinistra, diamo 10 milioni di euro a Radio Padania che promuove una linea di destra. Allora, questa sarebbe democrazia
pagata Perfetto, dallo Stato, ti devo salutare, ma solo per questioni di tempo, ti giuro. Adesso linee chiuse, messaggi ancora sul tema, te li leggo tutti, Maurizio, poi abbiamo 3 minuti e 51 e poi abbiamo pochissimo tempo per concludere. Radio Radicale è un doppione della RAI, di parte faziosa, scrive un altro ascoltatore. Ricordiamoci l'intervista a Oliviero Toscani su Salvini stupratore. Radio Radicale non imparziale ma schierata da sempre a sinistra, Gino da Ostia. Se vuol vivere deve mettersi sul mercato libero come tutte le altre radio. Scioperi della fame o no sono problemi loro e non siamo interessati. Aspetta che ce n'era un'altra per non trascurarle, adesso devo leggere anche gli altri messaggi. Sei un ariete, dice un altro ascoltatore, bravissimo, e non si ferma davanti a nulla. Questo è uno dei pochi messaggi di apprezzamento che ho ricevuto stamani, ma non ne faccio questione di pochi o tanti, ti dico la verità, come tu ben sai, no Maurizio? Va bene. E poi abbiamo i 3 minuti e 51 che a questo punto io voglio ascoltare, li devo recuperare però. Dov'è che siamo? Adesso capisco, eccolo qua, sentiamoli Maurizio. Buongiorno, questo messaggio è per l'ospite che seguirà e che sta scioperando per Radio Radicale. Premetto che gli scioperi della fame che fanno i radicali secondo me sono di una violenza sconvolgente nella loro apparente non violenza, perché vanno a toccare l'animo, i valori più profondi delle persone, e quindi io, anche se sono che ne so, stra a favore, come sono, dell'eliminazione dalla faccia della terra di Radio Radicale, devo sentirmi in colpa in quanto invece sostenitrice della vita, perché questo qua rischia la vita facendo lo sciopero della fame. Mi verrebbe a dire, ma a questo punto, se vuole suicidarsi, vabbè, loro invocano la libertà, lasciamoli liberamente suicidarsi. Cosa devo fare? Cioè, veramente non capisco queste cose. Detto questo, per quello che mi riguarda, ripeto, Radio Radicale e i radicali possono tranquillamente sparire dalla faccia della terra serenamente, perché loro difendono la libertà di pensiero ed espressione solo delle cose in cui credono loro. Dove sono, ad esempio, quando a Matteo Salvini viene impedito di parlare? Dove sono quando a una casa editrice viene impedito di esporre i suoi libri al Salone del Libro di Torino solo perché le idee di questa casa editrice non collimano esattamente con il politicamente corretto, il pensiero unico che ci stanno imponendo da poteri forti di vario genere? Dove sono quando, visto che sono per la libertà di tutti, dove sono quando ad esempio un medico, in quanto obiettore di coscienza, non vuole praticare un aborto e viene denunciato oppure viene licenziato dalla struttura in cui lavora. Invece ci sono sempre ben presenti quando c'è da attaccare qualsiasi cosa che riguardi la vita, quindi loro ci sono sempre agguerritissimi a favore dell'aborto, a favore dell'eutanasia. Chiedo scusa, no, un attimo solo, mi sono interrotto qua, ma aspetta, perché stoicamente arriviamo fino in fondo. Sempre ben presenti quando c'è da attaccare qualsiasi cosa che riguardi la vita, quindi loro ci sono sempre agguerritissimi a favore dell'aborto, a favore dell'eutanasia. Sono quanto di più antidemocratico ci sia sulla faccia della terra. Io ricordo che per ben 2 volte ho tentato di andare ad ascoltare una conferenza contro l'eutanasia e ho trovato 2 di questi personaggi, 2 scagnozzi del Partito Radicale, che insultavano all'ingresso tutti quelli che entravano. Oppure quando mi ricordo che andavo a pregare sotto la clinica in cui stavano ammazzando Eluana Englaro, io mi sono presa degli insulti che sa solo Dio di che livello erano. Quindi Radio Radicale, ipocrita, opportunista, pro affari loro, eccetera. Radio Radicale e tutti quelli che la sostengono, per quello che mi riguarda, cioè se sparisce dall'Italia e dalla faccia della terra, io che sono astemia per questa volta
giuro che mi faccio una bella ciocca, ma veramente con grande soddisfazione. Scusate, ma a me certe incongruenze, certe incoerenze fanno veramente andare il sangue al cervello. Scusate la lunghezza, chiedo perdono al direttore che ormai ha cominciato a capire che sono una persona un po' fumina. Buongiorno Giusy Cividale. E non censurata. Per me Radio Radicale non deve chiudere, Lorenzo, però bisognerebbe rivedere la quantità eurica del finanziamento. Invece di dare soldi a una sola radio, spalmarli su più radio. E concludo in bellezza. Per me Bolognetti può morire di fame, scrive un altro ascoltatore. Oddio. Posso sapere come si chiama solo il nome? No, perché purtroppo non si firma, non dice niente. Ma per dirgli grazie. No, ma infatti lo ringrazio anch'io. Quando si chiude una voce è sempre un dramma. Bravo Cainarca, è l'ultimo messaggio che non ha un po' ci tira un po' su, ma non è scelto apposta, è proprio l'ultimo che è arrivato adesso. Non importa quale voce ed il suo orientamento, guai se ci fosse un qualsiasi criterio per escludere o zittire un dissenso. Le idee non si censurano, devono avere cittadinanza qualunque siano. Maurizio, abbiamo 0 secondi perché noi abbiamo dato spazio a tutti, no? Compresi questi ascoltatori che giustamente io non voglio veramente guarda. Avrei avuto piacere di poter riflettere sulle parole di Giusy. No, vai, di qualcosa su Giusy. Perché... rapidamente, intanto Giusy, grazie, ma la dico sul serio, perché dal tuo intervento io mi aiuti anche a riflettere su una serie di cose. No, non c'è violenza nella non violenza, perché la non violenza, la teoria e pratica della non violenza di Gandhi, di Capitini, di Pannella, assolutamente no, Giusy, pensaci bene, valori profondi, ecco, ma poi intendiamoci sui valori. Io credo che sto difendendo dei valori, non sto ricattando, e non è che vogliamo farti sentire in colpa, Giusy. Non è questo, non è in questi termini la questione. E dobbiamo sintonizzarci sul cosa siamo disposti a fare per difendere dei diritti. Poi ci sarebbe tantissime altre cose da dire, ma noi difendiamo la libertà. E poi posso dire una cosa, per favore, andate sul sito di Radio Radicale, andate sul riascolta per fascia oraria, andate a sentire quello che trasmette Radio Radicale percentualmente, vi accorgerete che la voce della Lega è trattata al pari delle voci degli altri e che lì il ministro Salvini può parlare, ha diritto di cittadinanza, hanno diritto di cittadinanza tutti gli esponenti della Lega e tutti i congressi, le manifestazioni della Lega, del Movimento 5 Stelle, del Partito Comunista quando c'era, dell'MSI quando c'era, integrali, senza filtri, senza veline. Radio Radicale ha trasmesso, credo, che il congresso di Verona lo abbiamo mandato in onda. Poi non so se ci sono stati gli episodi di violenza di cui tu parli, io posso solo dirti, Giusy, che ho difeso in Basilicata, nelle recenti elezioni regionali, una candidata della Lega, perché a mio avviso i comportamenti fascisti erano stati quelli di coloro che le stavano impedendo di parlare e che avevano magari anche ritagliato un piccolo pezzo di una sua dichiarazione, facendole dire quel che non voleva dire. Credo che Radio Radicale nel suo agire abbia fatto questo e personalmente faccio questo. Maurizio, bravissimo Cainarca che l'hai fatto sentire, scrive un ascoltatore, e un altro all'opposto, grazie Giusy al posto di Cainarca subito. Chiudiamo. No, perché no, non per Giusy, no, ma no. No, chiudiamo con Mary da Brescia che ci unisce tutti. Ricordo con affetto Bordin, io ci ho fatto l'esame di giornalista insieme nel lontano 2000 con Massimo Bordin. Grazie Maurizio, ci risentiamo. Giulio, grazie a te, grazie anche a tutti i messaggi che sono arrivati, davvero preziosi. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Bolognetti e davvero grazie, lo dico anch'io, a tutti coloro che sono intervenuti, anche criticando, perché la critica, il dialogo, qua cito Papa Francesco così vi faccio felici tutti, il dialogo è anche conflitto, ha detto il Papa, è vero, poteva dirlo chiunque, lo ha detto Papa Francesco, a quanto pare che sia così, pare che lo abbia detto lui, che il dialogo non è semplicemente quella roba melensa per cui siamo tutti d'accordo, il dialogo è conflitto. E io vorrei citare più che Papa Francesco Eraclito. Polemos è il padre di tutte le cose, no?
Avete ascoltato Sulla Notizia,